Già qua. E quinto Renato Bartolotti, runner Padova. Eccolo qua. Allora, ricapitoliamo: Italonessi, Giuseppe Canton, Zoltan Diak, Stefano Gargioni, Renato Bartolotti. E sono i primi 5. Adriano Oliviero, sempre taglia di po'. Terzo del gruppo Salcus, Roberto Orlandin. Dei 65. Quarto Bruno Vedovello, Atletica Padova. E quinto, qui è un altro Marchetti, è il papà di Vigliano ed è Egidio Marchetti, correre bello. Dov'è Egidio? Ah, c'è già arrivato, non l'ho visto. Ricordo fra l'altro che oggi Portomaggiore ha la sua fiera, è davvero bella da vedere. E questa è la categoria I. Primo Renzo Bressana, Adriano Oliviero secondo, Roberto Orlandin terzo, Bruno Vedovello quarto e Egidio Marchetti quinto. Suo graditissimo ritorno con noi nella Salcus, il carissimo Orfeo. Orfeo, sei invitato, se puoi accomodarti. L'applauso te lo meriti tutto, anche da parte vostra. Direi di applaudire caro amico che ritorna con noi, ha dato la sua collaborazione questa mattina durante le iscrizioni. Eccolo qua. Te la senti Orfeo? No. Comunque grazie di essere ritornato con noi e alle prossime. Naturalmente ti aspettiamo, fai quello che puoi naturalmente, come anch'io, dato l'età che ho, faccio quello che posso. Grazie ancora di essere tornato. Le prime 5 salute. Moira Campagnaro, Atletica Padova, eccola qua. Moira Campagnaro sul gradino più alto. E questa mattina Moira facciamo anche un bel miracolo, facciamo volare una bestia senza ali. Prende il volo per dove la bestia? Per dove prende il volo la bestia? Per dove? Abano Terme. Prende il volo per Abano Terme e non resta qua a Santa Maria. La bella pianta di fiori e poi non è finita, Moira, non è finita, guarda ancora. Al secondo posto Giovanna Ballarin, Riviera del Brenta. Al terzo posto abbiamo Alessandra Vanzi. Alessandra Vanzi, Atletica Delta. Al quarto posto, graditissimo ritorno, fa piacere anche a me richiamarla qui sul palco, Cristina Martinelli. E quinta classificata della Runners Padova, Silvia Tark. Eccole qua signori, sono le prime 5 della categoria femminile. Complimenti a loro, il vostro applauso. Grazie ragazze. Voglio vedere. Scegliene uno. Ha scelto questo. Vediamo la società che si aggiudica la bicicletta. Hanno punzonato il biglietto. Attenzione, vince questa bicicletta sorteggiata da Moira Campagnaro, l'Invicta di Copparo.
Un bacio alla Moira, eccola lì. E adesso andiamo a premiare veramente le società. Rosy, la porti a casa te o vai a casa in bicicletta? Vai a casa in bicicletta? Quadrilatero! Forse hai bisogno di una mano? Perché c'è la bici e anche il prosciutto. Matteo, aspetta Matteo. Matteo, aspetta un attimo. Oba, aspetta. Chiamiamo almeno le prime 3 sul palco. Al secondo posto Ferrara che cammina con 41. Stanno dietro al podio nell'ordine, dai. E al terzo posto l'Invicta di Copparo. Quindi l'Invicta terza. Vieni di qua Rosy te. Prima di qua Rosy. Eccola che arriva. Ora Daniele oggi sei in mezzo a 2 rame. Non ti dico la figura che fai. In mezzo a 2 donne. Sono le prime 3 società queste. Molto ricordo. Adesso andiamo avanti nell'ordine così come sono state. Ecco, va bene anche così. Argine Verra. San Giuliano Bornio. Gruppo Podisti Casoni, San Giuliano Bornio, eccolo lì. Gruppo Podistico Casoni. Gruppo Podistico, ecco Casoni. Gruppo Podistico Ambrosini Casaleone. Siete nell'ordine del vostro numero di iscrizioni. Marcia Turismo Baone. Abbiamo San Nicola Castagnaro, gruppo San Nicola Castagnaro, non c'è nessuno, mettiamo da una parte, abbiamo la Folgore Cona, Folgore Cona. Eccolo lì a Sindustria Rovigo. Avistaglio di Po. La Bompani di Migliarino. Bompani Migliarino. Gruppo Podisti Lendinara. Prenota chi è? Loras di Copparo. Loras di Copparo. I Podisti di Adria. Podisti di Adria.